Sono stati 10 mesi di inferno, ogni tanto all'interno di questo inferno ho avuto degli sprazzi di paradiso, mi sono stati regalati in primis da mia moglie, che mi è stata in modo monolitico sempre vicina, che ha sorretto la famiglia nei momenti più difficili, poi da tutti gli amici, da tutti i parenti, gli amici quelli veri, da tutti i miei dipendenti, che ci tengo a menzionare, che nessuno ha abbandonato la barca, sono stati vicini al loro capitano e li ringrazio. Questo è il commento dell'industriale vicentino a conclusione dell'inchiesta dell'antimafia di Venezia, che lo vedeva accusato come presunto mandante di un'intimidazione ai danni dell'ex direttore del Giornale di Vicenza, Ario Gervasutti, fatto che risale al 2018 a Padova, quando degli spari di pistola furono esplosi da ignoti davanti all'abitazione del giornalista, attuale caporedattore del Gazzettino. Indagine con a carico dell'ex senatore Filippi, accuse pesanti scaturite da dichiarazioni emerse da un collaboratore di giustizia, la cui credibilità è stata smontata dalle prove fornite dalla difesa. 10 mesi di inferno per l'imprenditore, che vanno dallo scorso Ferragosto, quando esplose il caso, all'attuale 4 giugno, quando la Procura Antimafia di Venezia ha accolto l'istanza degli avvocati difensori Cesare Dalmaso e Renzo Fogliata, firmando la richiesta di archiviazione motivata in 22 pagine. In attesa che il giudice emetta il decreto di archiviazione, si chiude quella che Filippi definisce una vicenda devastante che lascia cicatrici indelebili. Resta che da un'indagine io ho subito un immediato processo, peraltro sono stato anche all'interno di questo processo mediatico pubblicamente condannato, per dopo uscirne che non c'era nemmeno una prova, anzi che tutte le prove accusatorie si sono tramutate in prove difensive. Quello che resta è che oggi vince la verità, quindi bella la frase, la verità vince, però non so se vince la giustizia, perché chi mi ripaga di tutti i danni? Nessuno.